Gli appuntamenti di giovedì 12 giugno. Prima edizione di Santa Sportiva, l'evento che trasforma la città in un grande palcoscenico per le società sportive, per i giovani e le giovani che potranno cimentarsi in una vasta gamma di discipline. Si svolgerà nell'arco di 4 giornate ai Giardini Amade di Santa Margherita Ligure. All'Auditorium San Francesco di Chiavari c'è il secondo convegno Polizia Locale Liguria di Levante. I principali temi sono il decreto sicurezza e il nuovo codice della strada, inizio alle 9:30. Fino al 14 giugno gli autografi di Napoleone Bonaparte sono in mostra alla Società Economica di Chiavari nell'esposizione a cura di Barbara Bernabò e Maria Simonella allestita nella sala archivi. Gli orari di apertura dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Dalle 10 alle 13 l'ambulatorio mobile della ASL 4 sarà a carro per visite gratuite sul diabete. Dalle 16 alle 19:30 nella sala Garaventa della Società Economica di Chiavari si può visitare la mostra di acquerelli I colori di Roberta. Il Sole e la Luna e altre storie è il titolo della mostra dell'Associazione Culturale Il Sestante, visitabile dalle 16 alle 19 nel box 36 della Lega Navale nel porto di Chiavari. L'intelligenza artificiale nella fotografia e l'incontro con Paolo Del Prato in programma alle 17:30 a Palazzo Fasce Rossi di Sestri Levante, organizzato dall'associazione Carpe Diem. La Prolocco di Zoagli organizza lo spettacolo teatrale Scena Madre alle 19 in piazza 27 dicembre a Zoagli. In piazza Sant'Anna a Genova c'è il primo concerto della rassegna Musica Sant'Anna, alle 19 si esibisce il quintetto d'archi di Genova Sinfonietta. Inizia la rassegna Autori in Gioco della libreria Paolini di Savona alle 20:45 nella sala Stella Maris di piazza Rebagliati, l'incontro Un viaggio dalla poesia al movimento. Nella chiesa di Santa Maria Maddalena dei Pazzi di Finalmarina c'è l'incontro La liturgia delle ore con Don Giuseppe Militello, parroco di San Giovanni a Finalmarina, e Don Franco Mattia Gazzera del servizio liturgico della diocesi di Savona Noli, l'inizio alle 21.